Dopo la bufera sull'accoglienza dei profughi, la nomina del nuovo prefetto di Treviso, la rappresentante del governo nella Marca dopo la rimozione di Maria Augusta Marrosu è Laura Lega, attuale dirigente generale del Ministero dell'Interno, dove guida il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile. La nomina su proposta di Angelino Alfano è stata accolta oggi dal Consiglio dei Ministri. Prima telefonata da Treviso al nuovo prefetto, quella del sindaco Giovanni Manildo. Le auguriamo un buon lavoro e speriamo che possa essere un efficiente centro di coordinamento e soluzione del tema. Abbiamo bisogno di un'iniezione di energia e di lavoro insieme. La prima spinosa questione che il nuovo prefetto dovrà affrontare non appena si insedierà in Piazza dei Signori è quella dell'accoglienza dei richiedenti asilo, costata al posto al suo predecessore. Dopo gli scontri conseguenti alla decisione di alloggiare i profughi nelle palazzine di Quinto, sarebbe stato proprio il premier Renzi a chiedere la testa di Maria Augusta Marrosu, accusata di una gestione quantomeno discutibile di un'emergenza che si è ripetuta più volte negli ultimi mesi, da Montebelluna a Treviso, alla goccia che ha fatto traboccare il vaso a Quinto. Ora a Treviso tutti auspicano che scene come quelle viste nelle ultime settimane non si ripetano più. È fondamentale trovare un'intesa perché il modello di accoglienza deve diventare l'accoglienza diffusa e vogliamo comunque delle certezze che ci devono arrivare dal governo centrale. Sulla questione Manildo ha avuto un colloquio telefonico anche con Mario Morcone, capo del Dipartimento Immigrazione al Viminale, che ha assicurato la sua presenza a Treviso non appena il nuovo prefetto entrerà nell'esercizio delle sue funzioni. Ed è certo che Morcone, come Laura Lega, non troveranno proprio rose e fiori sul proprio cammino, vista la posizione ribadita anche oggi dal governatore Zaia. L'anno scorso sono arrivati 170.000 immigrati, quest'anno saranno circa 200.000 e di qui a questo passo faremo in modo che tutta l'Africa se ne venga in Italia. Siccome questo non è possibile, dobbiamo prendere atto che vanno aiutati a casa loro. Di qui il messaggio di Zaia al nuovo prefetto. Di schierarsi con i veneti e non con il Ministero.